torniamo tra i mari di Taranto, nel Golfo, dove è arrivata questa mattina la nave Drea, la nave carica di amianto che dopo il no di Spalato e Crotone per l'attracco aveva fatto rotta su Taranto, ma anche qui ha ricevuto il no dell'autorità portuale, salvo poi, diciamo, in arrivo alle avverse condizioni meteorologiche, un ok temporaneo concesso dalla Capitaneria. Ma il perché di questa storia e delle decisioni lo chiediamo al presidente dell'autorità portuale, Giovanni Gugliotti, che è in collegamento con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Presidente, allora, così per provare a spiegare a chi ci ascolta le ragioni di questo no a nave Drea, una nave che è particolarmente carica di amianto, ha già ricevuto il no da Spalato e Crotone, e poi perché aveva fatto rotta su Taranto? Aveva fatto rotta su Taranto perché sperava di poter occupare una nostra banchina per l'effettuazione di queste operazioni. In realtà, quando mi è stata rappresentata questa loro richiesta, io ho subito detto no per più ragioni. Uno, perché questo tipo di attività vorrei, condividerla anche con gli altri soggetti, quindi del territorio, soggetti istituzionali del territorio che hanno rappresentato la loro contrarietà, ma anche perché, trattandosi di attività non prettamente portuali, occupare la banchina per un periodo così lungo credo sia di impedimento ad altre attività che noi invece nel porto vorremmo fare, ed è stato sono stati questi i motivi alla base quindi del mio dissenso e del mio no. È arrivato a questa ieri sera molto tardi il punto fatto, diciamo, dal sindaco Bitetti, che dice: a causa delle difficili condizioni meteorologiche, del possibile cedimento del cavo di traino, è stata disposta la conduzione per una sosta temporanea. Presidente, quanto dura? Di solito in Italia non c'è niente di più definitivo di ciò che è provvisorio, ma ecco, se dovessimo fare una stima, quanto durerà questa sosta temporanea a Taranto? Allora, il tutto ora viene gestito dalla Capitaneria di Porto, perché quando... È sicurezza della navigazione. Esattamente, quando l'armatore ha chiesto l'autorizzazione all'ormeggio, motivandola proprio con ragioni di sicurezza della navigazione, evidentemente io alzo le mani, perché poi va bene tutto, ma non è che possiamo mettere a rischio la vita delle persone, non vorrei aprire discussioni più ampie. E quindi ora li consideri, io sono a Ferrara per Remtech, dove sono relatore in un paio di tavoli, e domani come arrivo sarò con il comandante di Capitaneria e faremo il punto della situazione su questa questione. Bene, per il resto lei ha detto che occupare la banchina per così tanto tempo ovviamente ostacola una serie di attività. C'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola, Presidente? Io provo a tirarle fuori qualcosa che riguarda il futuro del porto di Taranto stamattina. Vabbè, come lei sa, sanno tutti, stiamo ragionando con il governo soprattutto rispetto all'hub paleolico offshore, dove qualcosa si muove. Il ministro Salvini il giorno 16 ha voluto incontrare tutti i commissari e i presidenti delle autorità del sistema portuale per fare un po' il punto, e poi io in disparte ho approfondito proprio alcune tematiche che riguardano il porto di Taranto, che nel bene o nel male ha delle sue peculiarità che vanno ovviamente affrontate in maniera più dettagliata. Comunque ci aggiorniamo nei prossimi giorni e facciamo un po' il punto, se lei vuole. Assolutamente sì. Mi permetto solo di rubarle 30 secondi al volo. I rapporti con il port sono da considerare definitivamente chiusi o c'è ancora speranza per il terminalista? Allora, la speranza è sempre l'ultima a morire. Ora stiamo dialogando, certo un dialogo che è partito in maniera un po' più decisa, non vorrei dire dura, da quando sono arrivato, perché effettivamente sulle varie attività da fare nel porto, dalla cantieristica navale ai container, alla crocieristica, ci sono una serie di decisioni da prendere che, ripeto, vanno prese anche in tempi ragionevoli, non certo in 2 giorni, ma neanche in anni. E quindi ci stiamo confrontando. Siete tutti testimoni che il presidente Gugliotti ha detto nei prossimi giorni, se vuole approfondiamo, quindi assolutamente sì. Presidente, l'aspettiamo qui in studio, nostro ospite uno di questi giorni, così insomma approfondiamo davvero tutto. Sì, volentieri, e il caffè lo offrirei ovviamente. Assolutamente sì, caffè pagato. Grazie al presidente Giovanni Gugliotti, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti. Buona giornata.